Lucio Gianni, perché a Chioggia un nuovo partito? Beh, è stato un incontro se vogliamo anche un po' casuale. Io stavo raccogliendo delle firme contro la trivellazione in Adriatico da parte dell'Italia e della Croazia, quando una persona che non ha mai fatto politica e che sta raccogliendo l'amicizia e l'appoggio di tantissime persone a livello di città, si chiama Giorgio Lupi, è venuto a firmare questa mia richiesta e proposta. Da lì è nata un'amicizia, un cammino e abbiamo scoperto la volontà di tantissime persone di Chioggia che non hanno mai fatto politica di mettersi in gioco perché sono stati toccati in prima persona dalla realtà di questa città, di questa provincia, di questa regione e soprattutto di questo paese Italia che sta massacrando tutti quelli che sono i ragazzi, che sono i giovani. Questa persona che si chiama Giorgio Lupi, che diventerà il responsabile della sezione di Chioggia, ha due figli, uno laureato che si è dovuto trasferire in Germania e una figlia che per trovare lavoro si è dovuta spostare a Roma. Strano, invece del sud che viene al nord, i nostri sono costretti ad andare al sud, andare verso mezzogiorno, andare verso la capitale. Lui ha detto: noi nella nostra città abbiamo la possibilità di creare opportunità di posti di lavoro, ma la mancanza di capacità politica e amministrativa e la volontà menefreghista di chi ha governato fino ad oggi ha fatto sì che i nostri figli se ne vadano. Lui si è messo in gioco perché ha detto: voglio creare la possibilità di creare posti di lavoro perché altri figli non se ne vadano più e perché i miei possano tornare a casa. Ecco, da questo incontro, da questa volontà di rinnovamento è nato un nuovo partito di Chioggia, che non è un nuovo partito così nato dalle barzellette, nato per nascere. Nel giro di 2 mesi da questa amicizia abbiamo superato i 100 iscritti, stiamo quasi arrivando a 150 iscritti e questo significa che nel giro di pochissimo tempo noi saremo il partito più grosso della città di Chioggia.